Segretario, approfittiamo di questo incontro per capire cosa si farà per le elezioni di secondo livello che erano stabilite per il 15 dicembre. Ecco, voi come segretario della provincia, che notizie avete? Se ci anticipa qualcosa. Sì. Al momento le notizie che abbiamo è che non si vota perché è stato approvato dall'Assemblea regionale siciliana un emendamento a una recente legge che fa slittare per l'ennesima volta le elezioni provinciali alla prossima primavera, esattamente ad aprile. Però, pur tuttavia, al momento non è ancora arrivato nulla di ufficiale, tant'è che la commissione elettorale lunedì prossimo si insedierà per il suo percorso. Nell'eventualità che da Palermo arrivi ufficialmente una nota che rinvia le elezioni, allora i lavori cesseranno. Ma appunto al momento si vive un attimino di confusione, ma noi seguendo appunto le direttive della regione al momento stiamo lavorando per le elezioni, però presumo che slitteranno. In realtà si tende a recepire ciò che farà Roma. Roma, e cioè il Parlamento, intende modificare la legge del Rio e quindi procedere con le elezioni di primo livello. Una volta che Roma procederà a questa modifica, allora anche la regione siciliana recepirà questa normativa per andare poi al voto di primo livello. Si presume il prossimo autunno. Però anche qui non c'è nulla di ufficiale, ma solamente tendenze politiche ad arrivare a questo obiettivo.